La scuola Beata Maria De Mattias di Sora ha salutato famiglie e territorio con i saggi spettacolo di fine anno. Giovedì 29 maggio, all'interno del Palazzetto dello Sport Luca Polsinelli, gli alunni della scuola primaria hanno portato in scena una versione originale e divertente dei Promessi Sposi, celebre romanzo di Alessandro Manzoni. Gli alunni della classe quinta, grazie all'instancabile impegno delle insegnanti, dei collaboratori e della comunità delle suore, hanno mostrato al numerosissimo pubblico presente le grandi doti acquisite, proponendo una versione dinamica, ironica e coinvolgente dei Promessi Sposi. Gli alunni, trasformati nei protagonisti del romanzo, hanno proposto con entusiasmo ed hanno saputo raccontare la celebre storia in un modo avvincente ed appassionato. A rendere lo spettacolo ancora più speciale le coreografie delle classi prima, seconda, terza e quarta, che hanno accompagnato i momenti più intensi e divertenti dello spettacolo. Alcune scene del celebre romanzo sono state recitate in lingua inglese, dimostrando la preparazione e la sicurezza raggiunte anche in ambito linguistico dalla scuola De Mattias come Cambridge School. Hanno portato i saluti al saggio spettacolo la dirigente della scuola Beata Maria De Mattias di Sora, Suor Carmina Pannella, la consigliera delegata all'istruzione Francesca Di Vito ed il presidente di Impresarte Giuseppe Ruggeri, in quanto lo spettacolo I Promessi Sposi, portato in scena dagli alunni della scuola De Mattias, partecipa all'edizione 2025 del Premio Teatrale Sardellitti. Venerdì 30 maggio sul palcoscenico sono saliti gli alunni della scuola dell'infanzia Beata Maria De Mattias, che hanno portato in scena lo spettacolo Dove sono finite le favole. I bambini di 5 anni, supportati dai bambini di 3 e 4 anni, hanno proposto un viaggio emozionante tra i personaggi delle favole più amate di sempre, portando sul palco tutta la loro fantasia, dolcezza ed allegria. Attraverso la loro recita hanno ricordato anche agli adulti che le favole non sono mai scomparse, vivono nei sorrisi dei bambini, nei loro occhi pieni di stupore e nei cuori di chi li guarda con amore. I piccoli, sapientemente guidati dal personale docente e con il supporto delle collaboratrici della scuola, dalla professoressa Maria Teresa De Donatis, che sta avviando i piccoli al ritmo della body percussion, hanno regalato ai tanti presenti uno spettacolo davvero emozionante.